La truffa delle auto, acquistate con bonifici falsi e rivendute da acquirenti ingenui. Sono arrivati a fingersi clienti anche i carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto pur di riuscire a sgominare una banda specializzata in raggiri ai concessionari. Tutto è cominciato con la denuncia di un rivenditore castellano che aveva ceduto una Ford Cougar da 36.000 euro a un quarantenne del Varesotto, ritrovandosi però in mano un accredito contraffatto. Indagando sul lobbardo, i militari dell'Arma hanno scoperto a suo carico numerose denunce per fatti analoghi, accertando così che si trattava di una sorta di parafulmine per la gang. I suoi due complici, un 47enne e un 48enne, sempre della zona di Busto Arsizio, rimanevano infatti puliti per completare senza intoppi i vari affari. Siamo riusciti a sgominare una banda di truffatori professionisti che nel giro di alcuni anni ha raggirato numerosi rivenditori e concessionari d'auto. Negli anni il terzetto avrebbe incassato centinaia di migliaia di euro. Dopo essersi impossessati di fatto gratuitamente delle vetture, infatti i furfanti le mettevano in vendita su un paio di siti web, permettendosi anche di offrirle a prezzi stracciati. Quando è stata rintracciata dall'Arma, la macchina di Castelfranco era stata appena incamerata per 20.000 euro da un altro commerciante che si è così cacciato nei guai. Per l'ultimo venditore si può profilare l'incauto acquisto.